Venerdì 13 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sparisce il maxi viadotto. Cantieri olimpici, archiviato in via definitiva il progetto del cavalcavia, alto 10 metri, la nuova arteria sarà poco sopra il piano Campagna. Varianti di Longarone, l'annuncio del ministro Abodi, accolte le richieste di provincia e comune. La variante di Longarone da 400 milioni di euro, una delle infrastrutture più costose per le Olimpiadi 2026, sarà cantierata l'estate del prossimo anno e avrà bisogno di 500 giorni per essere completata. Ma il tanto contestato progetto del viadotto alto 10 metri è stato definitivamente archiviato, al suo posto una strada che sarà poco sopra il piano Campagna. Lo hanno garantito ieri in sopralluogo a Longarone il ministro Abodi e il commissario di governo Saldini. Il sindaco Padrina: abbiamo vinto, il progetto redatto da ANAS prevede una variante al tracciato della strada statale 51 che inizia in corrispondenza dello svincolo di Pian di Vedoia e prosegue per 11 km fino alla galleria di Termine. L'approfondimento di Dalmas a pagina 24. E la foto di copertina è dedicata al maltempo di fine estate, caduti 20 cm sulla Marmolada. La prima neve imbianca i passi, auto in panne su Falzarego e Giaui. In questo scatto vediamo gli effetti della nevicata di ieri nella zona del passo Falzarego. L'approfondimento a pagina 19. Diga del Vanoi, il parere legale, solo l'interesse nazionale può scavalcare il no di Trento, l'approfondimento a pagina 21, e le iniziative del Corriere delle Alpi dedicate allo sport, in fiera ricerca e tech e da oggi Belluno Capitale. Ieri nei padiglioni di Longarone Fiere, seconda tappa di Sport Business Forum con le start-up che studiano e applicano la tecnologia alle varie discipline. Da oggi tutti a Belluno, ricco il palinsesto con la presenza di aziende, campioni e istituzioni. L'approfondimento da pagina 12 a pagina 13. Politica, Fondazione Teatri, frattura in giunta, scricchiolì in maggioranza, frattura in giunta è sempre più profonda. La crisi a Palazzo Rosso e la riunione della terza commissione consigliare di mercoledì ne è stata l'ennesima prova, non solo perché a chiedere la convocazione della commissione erano stati i consiglieri del Patto per Belluno e di Forza Italia, ma anche perché l'intera compagine di Fratelli d'Italia ha lasciato la sala appena prima del discorso del presidente Ferigutti. L'approfondimento di Forzin da pagina 16 a pagina 17. Questi i richiami dedicati alla provincia di Belluno che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il traffico, sempre più nel caos a Ponte. L'inizio dell'anno scolastico manda definitivamente in tilt la circolazione tra Busca e Feltre, forti disagi per gli studenti. Il sindaco di Cesio Maggiore Zanella: eppure queste code interminabili erano previste, servono pattuglie delle forze dell'ordine a gestirle. Movieri per migliorare il deflusso del traffico, doppi turni per cercare di velocizzare il cantiere, maggior presenza delle forze dell'ordine. Questo era il piano varato in prefettura per il nodo di Ponte sulla statale 50 tra Feltre e Cesio Maggiore, dove sono in corso i lavori per il cavalcaferrovia. Nulla di tutto questo si è visto ieri, giornata con traffico da incubo, oltre mezz'ora di coda e la pedemontana presa d'assalto. I movieri erano assenti e anche il cantiere sembrava fantasma e il sindaco di Cesio Carlo Zanella chiede pattuglie delle forze dell'ordine in presidio. L'approfondimento di Scarton a pagina 7. La foto di copertina del Gazzettino di Belluno richiama la notizia riferita al maltempo e all'arrivo della neve, notizia trovata anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. A Auronzo, dalle Trecime alla Gordino, strade e vette imbiancate. Nevicate fino a quota 1200, scatta il rischio valanghe. Dal caldo record di qualche giorno fa alle temperature insolite di metà settembre, tra stupore e disagi si sono viste ieri le prime nevicate abbondanti e persistenti sopra i 2000 metri di altitudine, come si vede sopra al rifugio Auronzo, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. Cavalcavia Basso, svolta la variante di Longarone, richiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi, ma rimaniamo a Longarone con un altro richiamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Vajont 61 anni dopo le celebrazioni al via nel weekend. Con il conferimento domani in municipio Longarone della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza si apre il calendario per il 61esimo del Vajont. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 9.
Mio figlio morto sulla Marmolada senza un perché, l'approfondimento a pagina 10, addio a Francesco Favilli, il manager 44enne dell'azienda Scarpa morto il 4 settembre mentre si trovava in cordata insieme all'amico e collega Filippo Zanini, è deceduto anche lui. Ieri i funerali di Francesco a Venezia nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, chiusa per l'occasione. Durante le 2 ore della celebrazione, l'arrivo della bara in legno chiaro, accolta sul sagrato della chiesa dall'ex moglie Fosca Zani, i figli Michele e Irene di soli 8 e 11 anni, il papà Fabrizio, commozione dentro e fuori la chiesa dove si sono radunate 500 persone, disperato il papà Fabrizio, una tragedia senza un perché. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla maretta interna alla maggioranza dell'amministrazione comunale di Belluno, Fondazione Teatri e l'associazionismo pronto ad appoggiare la linea Ferigutti, l'approfondimento di Fanta lo troveremo a pagina 2. E ancora a Cortina, Dolomiti UNESCO, la provincia sta con il CAI. Feltre, rinascita Zanettelli, 3 ditte candidate, l'approfondimento di Scarton a pagina 6. E ancora anticipi dilettanti, amatori del CSI e veterani a Ponte domani un sabato dedicato al gol, l'approfondimento di Lazzarina a pagina 14. Borgo Valbelluna, riconoscimento prestigioso al ricercatore Stefano Moretta, l'approfondimento a pagina 9 e ancora Belluno, sostegno a studenti disabili, la denuncia di 2 genitori. Ancora una volta cambia l'insegnante e la famiglia si trova costretta a ripartire da zero nel percorso di una figlia in balia delle assegnazioni, l'approfondimento a pagina 5. La notizia a pagina 2 è politica tema caldo, siamo nel capoluogo, fuori la politica dalla fondazione. Dopo la commissione della partecipata Teatri Dolomiti, le associazioni hanno chiesto più cultura e meno partiti, molti sodalizi ribadiscono la loro fiducia al Presidente e questo è un ente valido che dà voce ai gruppi come noi. La Fondazione Teatri delle Dolomiti può cambiare marcia, avanti tutta Presidente Ferigutti, lo dicono e lo spierano molte associazioni culturali che mercoledì sera hanno partecipato da spettatori alla Commissione Cultura che si è tenuta a Palazzo Rossi. In una sala piena al centro c'era la società partecipata del Comune che ha per scopo la realizzazione e diffusione delle attività artistiche e culturali. L'appuntamento metteva in dialogo la politica con il presidente dell'ente Massimo Ferigutti dopo il caso scoppiato inizio luglio dopo le dimissioni da lui presentate e poi ritirate. Oltre ai soggetti più noti che frequentano il teatro attraverso la residenza e quindi il Tip Teatro, Slow Machine e il Circolo Cultura e Stampa, sono oggi molti di più le realtà culturali che ruotano attorno all'orbita della Fondazione Teatri delle Dolomiti, associazioni e professionisti che sono stati coinvolti nel progetto Culture Link che può rappresentare un elemento di svolta nel panorama provinciale. Oggi ha una sede adeguata, il progetto Culture Link e i nuovi tecnici under 35 vogliamo favorire l'ampliamento delle compagnie dei soci ai principali attori culturali del territorio. E sempre da questa pagina, orti in piazza e 4 passi sotto le stelle, quartieri in festa. Da oggi una mostra a Cavarzano e domani musica a Castion, l'assessore Luciani grazie ai volontari. Maltempo tra neve e pioggia, prime nevicate in quota, attenti alle valanghe, temperature insolite per la stagione, zero termico più a valle del solito, la pericolosità tra accumuli e vento forte sopra i 2000 metri d'altezza. Oltre ai 20 interventi dei vigili del fuoco per recuperi auto cadute di tronchi e un tetto in lamiera in via Alpago. E sempre per quanto riguarda il maltempo, danni, siamo a Feltre, albero si spezza e cade sopra il parcheggio dei disabili. Continuiamo con pagina 5, vigili nel nuovo comando a novembre, siamo a Belluno, iniziati i lavori per il trasloco del comando nell'ex scuola Gabelli al Parco Città di Bologna, incaricata una ditta per impianto elettrico e fonia e soprattutto per la sala videosorveglianza cittadina. La lettera scelte penalizzanti per nostra figlia, l'appello dei genitori di una ragazza con disabilità dopo la sostituzione di un insegnante di sostegno e ancora da questa pagina del Gazzettino di Belluno rimaniamo nel capoluogo dopo la corsa contro il tempo, alunni sui banchi nella loro scuola a Badilette. Feltre, Zanettelli, 3 ditte candidate ai lavori da 5 milioni di euro. Mercoledì alla scadenza del bando sono arrivate 3 offerte per il cantiere. Il progetto riguarda il recupero totale della palazzina, comando e altri spazi. Ancora da Feltre, tour tra i tesori in città, 27 classi, oltre 500 studenti. Oggi l'accoglienza tra musei e monumenti per le superiori. Fonzaso, ora il nostro eroe fonzasino sarà ricordato per sempre. Vediamo in questo scatto la scoperta della targa vicino al municipio dedicata appunto a De Zorzi.
Continuiamo a sfogliare le pagine del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 7, Ponte va in tilt, Movieri fantasma. Se il primo giorno di scuola era andato liscio, la pioggia di ieri ha innescato la bomba nell'imbuto dei lavori del cavalcaferrovia e non c'era traccia del personale per la viabilità. Promesso, beffa per gli automobilisti, quasi nessun operaio nel cantiere. Fin dalla mattina si sono registrate code di oltre mezz'ora, sarà così fino al 25 ottobre? Pedemontana in ginocchio, servono pattuglie in presidio, questa è la dichiarazione del sindaco Carlo Zanella, sindaco del comune di Cesio Maggiore. Ciò che era stato preventivato è accaduto, interminabili disagi per chi deve andare a lavorare. Da Cesio Maggiore a Santa Giustina, stand in piazza e tanti eventi, la mostra torna all'antico. Si terrà il primo weekend di ottobre e sindaco riscopriamo lo spirito degli inizi, occasione di incontro tra produttori locali. Continuiamo con pagina 9, Vaionte, via agli eventi per i 61 anni. Domani il conferimento della cittadinanza onoraria, la Guardia di Finanza apre il ciclo di manifestazioni. Altri appuntamenti in programma, la pedonata della memoria, un concerto nell'area della diga il 28, un reading musicale il 29. Modelli di sistemi energetici, l'ingegnere di Mel Moret tra i 3 ricercatori finanziati. Altra notizia, in questo caso che interessa Borgo Valbelluna, c'è anche il bellunese Stefano Moret, giovane ingegnere di Mel fra i ricercatori italiani che lavoreranno a 3 progetti di eccellenza, Protego, Unites e ePorc, che hanno vinto il prestigioso ERC, l'European Research Council Starting Grant da 1,5 milioni di euro con il Politecnico di Milano. Longarone, variante più bassa, Simico al lavoro per limitare l'impatto e continuiamo con Venezia, lassù una tragedia inspiegabile, oltre 500 persone al funerale di Francesco Faviglia a Venezia, disperato il padre Fabrizio che in chiesa ha ripetuto perché il manager 44enne dell'azienda Scarpa era volato ai primi tiri sulla parete sud della Marmolada con il collega Filippo Zanin, purtroppo anche Zanin perito in questa tragedia sulle montagne della provincia di Belluno. Pieve di Cadore, Cadore Dolomiti Music Festival, esordio ottimo, la sinergia paga. E ancora continuiamo con pagina 11, Cortina, weekend di Le Cornie, musica e foto. Domani Scoop in centro propone assaggi di piatti preparati dai produttori del territorio e dalla marca associati in cooperative. Sulla Gazzuè le premiazioni del Photo Award New Talents e domenica a Socrepes spazio alle band nel concerto Bedstock. Ancora da Cortina, piste di fondo ancora chiuse, l'assessore Darina assicura il comune ci sta lavorando e rimaniamo a Cortina, Fondazione Dolomiti UNESCO, provincia a fianco del CAI. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre la prima notizia dedicata alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, bus tagliato, la giunta fa da taxi per gli studenti. Dolomiti Bus toglie la corriera da Arabba, ieri mezzi troppo pieni, problemi per i ragazzi del Cadore del Feltrino. Corriere strapiene, corriere tagliate, se su alcune tratte del risposto pubblico in questi primi giorni di scuola non ci sono stati disagi, su altre invece gli studenti sono rimasti a piedi. A Te di Cadore mercoledì c'era un solo mezzo al posto di 2 che erano in servizio l'anno scorso, era strapieno e qualche ragazzo non è riuscito a salire, arrivando così a scuola in ritardo. Dolomiti Bus ieri aveva messo un mezzo da 18 metri, ma anche quello non è stato sufficiente. Domani, ovvero oggi, ripristineremo le 2 corriere, fanno sapere dall'azienda di trasporto pubblico. Problemi anche per gli studenti feltrini. Per 2 giorni consecutivi 2 studentesse del Catullo non sono riuscite a prendere la corriera delle 12:15 in stazione a Belluno, hanno dovuto attendere quella delle 13:15, arrivando così a casa un'ora dopo il previsto. Il motivo? La classe delle ragazze è dislocata al seminario gregoriano quest'anno, la campanella suona alle 12 e pur attraversando il centro storico di corsa, le ragazze sono arrivate in stazione poco prima che il mezzo partisse. In tempo, ma le porte erano già chiuse perché la corriera era già piena. Il preside pendolare, 126 km in auto, lavoro a distanza e deleghe distribuite, 3 giorni a San Biagio e 3 giorni a Santo Stefano. Il dirigente si sdoppia, De Bettino dovrò gestire 1400 ragazzi in 2 realtà diverse tra loro. Un altro approfondimento dedicato a chi lavora nel mondo scolastico in provincia di Belluno.
E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla crisi di maggioranza a Palazzo Rosso, Fondazione Teatri e spaccatura fra il sindaco e Fratelli d'Italia. In commissione inizia a parlare il presidente Ferigutti, l'assessora Damiano e i consiglieri escono per impegni. Scricchiolì in maggioranza, frattura in giunta e sempre più profonda la crisi a Palazzo Rosso, e la riunione della terza commissione consigliare di mercoledì ne è stata l'ennesima prova, non solo perché a chiedere la convocazione della commissione erano stati i consiglieri del Patto per Belluno di Forza Italia, che sono gruppi di maggioranza, anche se la Grua e Ferro di Fratelli di Forza Italia alle riunioni di maggioranza non vengono invitati, ma anche perché l'intera compagine di Fratelli d'Italia ha lasciato la sala subito dopo la relazione dell'assessore Raffaele Damiano sulle modifiche allo statuto della Fondazione Teatri. Siamo sempre in merito alla crisi di maggioranza, pagina 17, Ferigutti chiede risorse via la gestione del museo, la stagione 2024-2025 ancora non c'è, non abbiamo i soldi, gli utili vanno sul Fulcis, la rete della cultura, molte realtà non sono mai state considerate, vogliamo coinvolgerle. Pagina 18, Alzheimer, 3.000 pazienti, l'USL apre 2 ambulatori, ampliati i servizi sul territorio per venire incontro alle esigenze della popolazione. I nuovi punti di accoglienza per le diagnosi si trovano in Cadore e in Agordino. E continuiamo con il maltempo, con pagina 19, neve non solo in Marmolada, imbiancati anche paesi e strade. A Punta Pegna più di 20 centimetri, vigili del fuoco al lavoro per auto in difficoltà su Falzarego e Passo Giao. E vediamo appunto alcune auto che sono andate fuori strada a causa della presenza di neve ieri in provincia di Belluno. Continuiamo con pagina 20, Feltre, sanità, pazienti psichiatrici senza riferimenti, l'USL amplia l'orario del day hospital, dà risultati il pressing del Comitato Feltrino Diritto alla Salute, Gatto è in corso la riorganizzazione del servizio. Gatto è il direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'USL Dolomiti. Giornata dell'accoglienza con 545 studenti in cittadella, oggi e domani l'attività è riservata a ragazzi e ragazze di prima superiore e la sindaca Fusaro li aiutiamo a conoscere la città promuovendo i siti culturali. Sempre da Feltre, va noi solo l'interesse nazionale è più forte del no del Trentino. L'esperto avvocato Feltrino Gazza accende i riflettori sui possibili sviluppi legati all'iter del contestato progetto. Feltre, ladro sorpreso nell'abitazione, finisce in tribunale per rapina. L'uomo è stato rinviato a giudizio anche per aver rotto il vetro di una porta. Il coraggioso padrone di casa l'ha preso per la giacca cercando di catturarlo. E continuiamo con 7 Ville, prestito fantasma online, il cliente ci rimette i soldi ma la truffa non c'è stata. Siamo a pagina 23, Sedico, pensione magra ma oltre la soglia, non posso più scaricare le spese. Protesta la presidente del Circolo Anziani Masse Peron, prende 205 euro e non è più a carico del marito. L'INPS ha subito detratto 750 euro di assegni familiari percepiti nel 2023. Francesca Pastella guida l'associazione sedicense dedicata alla terza età. Limana, Malgavana e Pascolando, la cooperativa agricola racconta il suo sogno. E continuiamo con i cantieri olimpici, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Variante di Longarone, sparisce il maxi viadotto, il ministro Abodi e il commissario Saldini presentano in municipio il nuovo piano, via ai lavori nel 2025, si finirà dopo i giochi, ma sarà una eredità importante. Vediamo il tracciato della variante di Longarone, come questo tracciato taglierà il paese, appunto cercando di eliminare i disagi che ogni fine settimana gli abitanti di Longarone subiscono per il rientro dei turisti in pianura, passando appunto all'interno del comune di Longarone. L'articolo è di Francesco Dalmas. Siamo a pagina 25, l'addio di Forcella Urine a De Dorigo, qui ha costruito sogni e relazione, chiesetta gremita per il funerale del campione di sci di fondo e imprenditore turistico spentosi lunedì a 87 anni. Alpago, i topi rosicchiano i cavi della fibra ottica, internet in tilt in Alpago. E ancora 500 a Venezia in lacrime per Favilli, il manager di 44 anni è morto in Marmolada, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 26 del Corriere delle Alpi, il caso, piste da fondo dimezzate, l'omologazione non arriva, siamo a una notizia dedicata e rivolta al comune di Cortina, ancora la mostra in cooperativa, siamo ancora a Cortina, sportivi ghiaccio, 100 anni speciali.
Siamo a pagina 27, Domegge di Cadore, ripristinate le strade boschive rese impraticabili da Vaia, ultimati i lavori per la viabilità di Val Giaule Le Boe, Talagona e Val di Toro, a breve ulteriori opere per rendere fruibile tutto il versante in sinistra orografica. Con la chiusura del ponte di Vallesella le operazioni hanno subito ritardi. San Vito, badante querelata 6 volte ma per l'accusa innocente, e ancora da Borca di Cadore, rigenerare il paesaggio, 2 giorni di convegno sulle pratiche innovative. Dalla rubrica Cultura e Società, il Festival Future Vintage Elogio all'imperfezione al Centro Culturale di San Gaetano di Padova da oggi fino a domenica 15, arte e moda, artigianato, incontri e dibattiti tra gli ospiti Cruciani e Ric Dufer. E per la rubrica Giorno e Notte, Mar de Molada, posticipato a domenica, la tutela ambientale parte dal ghiacciaio, spostato per il maltempo il primo spettacolo di Marco Paolini, a Esserai di Sottoguda l'appuntamento è alle 11. E fino a domenica a Pieve di Cadore torna oggi il Sunny Folk Festival, un focus sulla musica antica. Oggi incontro con il CAI di Feltre, luoghi e leggende della montagna feltrina. Continuiamo invece con lo sport bellunese, siamo a pagina 35, calcio di Serie D. Olonisakin suona la carica, la Dolomiti cerca il riscatto. Calcio a 5, ore 21:30, Gemelle è l'ora del debutto, la prima in Serie C2 è a Sedico contro il Valli. Pallavolo Serie C femminile, SB è arrivato il sì di Nausicaa, nello staff entra Possamai. E ancora notizia di spalle, a Chieti l'Italia vince 19 medaglie con le bellunesi Cerri ed Inca. Parliamo dei mondiali di roller inline. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, annuvolamenti regolari sui settori più occidentali con parziali schiarite sui settori centro-orientali, in prevalenza nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. Domani appuntamento invece, come sempre il sabato, con la lettura del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.